Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. A Messina, la conclusione tragica di un gioco con la pistola o un incidente durante un'insensata esibizione con l'arma. Queste le ipotesi più probabili per la morte del 19enne trovato cadavere in strada, la rivoltella in mano. In Inghilterra un emigrato di Mussomeli ha ucciso la moglie e il figlio di lei. Ignoto il movente e il sindaco del comune nisseno si erano integrati bene, fra loro non trasparivano disagi neanche di natura economica. A Palermo disposti nuovi accertamenti a 8 giorni dalla morte misteriosa di Angelo Onorato. La moglie, parlamentare europea, sarà sentita dagli investigatori per uno spunto trovato tra i documenti del marito che la donna ritiene utile approfondire. Agrigento senza acqua anche la provincia, a Favara, rubinetti a secco pure per 10 giorni e per fronteggiare l'emergenza si pensa di diminuire la fornitura del vicino carcere. Vacanze alle porte, c'è già chi prenota per trascorrere le ferie, la crociera intesta le altre preferenze per chi non rimane in Sicilia. La nostra regione è ancora con il mare più economico d'Italia, anche se i prezzi salgono rispetto alla stagione scorsa. A Catania è partita ufficialmente la stagione balneare. I bagnanti promuovono la spiaggia libera numero 3. Calcio, giorni decisivi in casa Catania, in attesa delle prime parole del nuovo DS Faggiano e dell'ufficializzazione del nuovo allenatore con Toscano sempre in pole. Il rosso-azzurro trionfa sulla sabbia, il Catania Beach Soccer vince la Supercoppa italiana sconfiggendo i campioni d'Italia del Viareggio. Bentrovati a Messina, serrate indagini per capire cos'è accaduto la sera di sabato in via Rizzo, dove il 19enne Michele Lanfranchi è stato ritrovato morto sul marciapiede con una pistola in mano. Francesco Triolo. Non sarebbe stato un omicidio, ma la conclusione tragica di un gioco o un incidente. La squadra mobile di Messina sta proseguendo le indagini e gli interrogatori di tutti quelli che la sera di sabato erano in compagnia di Michele Lanfranchi, il giovane di 19 anni trovato morto sul marciapiede di via Michelangelo Rizzo a Messina. Il ragazzo, che aveva alle spalle piccoli precedenti, non era in strada dove è stato ritrovato il cadavere, ma a casa di un conoscente. Questa almeno è la ricostruzione che alcuni amici hanno fornito agli inquirenti, che però non escludono alcuna pista. Dalle dichiarazioni raccolte dai poliziotti, Lanfranchi si trovava a casa dell'amico a cui stava mostrando la pistola acquistata appena una settimana prima. La stava maneggiando quando sarebbe partito il colpo che lo ha raggiunto al collo. Il 19enne si è accasciato per terra in una pozza di sangue davanti all'amico che era assieme alla compagna, ai 2 figli e ai genitori. Michele Lanfranchi a quel punto sarebbe stato trascinato fuori in strada dall'amico, forse impaurito o per facilitare i soccorsi che nel frattempo erano stati chiamati, ma gli uomini del 118, una volta arrivati sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Una versione da verificare. C'è da chiarire infatti come la pistola fosse comunque accanto al corpo sul marciapiede, una calibro 7,65, e sarebbe stato trovato anche un bossolo. Le persone che erano in compagnia di Lanfranchi sono state sottoposte alla prova dello stub per capire se qualcuno abbia sparato, ma le indagini coordinate dalla sostituto Liliana Todaro e la procura stanno seguendo tutte le piste. Erano emigrati in Inghilterra in cerca di un futuro migliore e invece una famiglia originaria di Mussomeli, in provincia di Caltanissetta, è stata sconvolta da un duplice delitto. Lorena Dolci. Un villaggio idilliaco nella quiete dell'Essex in Inghilterra è tra queste stradine che si è consumata una tragedia dalle radici siciliane. I protagonisti sono tutti della provincia di Caltanissetta. Calogero Ricotta, 63 anni, originario di Mussomeli, ha ucciso accoltellandoli la moglie Maria Nugara, 54 anni, e il figlio della donna Giuseppe Monreale, di 29. Il fatto è avvenuto il 28 maggio nella cittadina di Hagley, a meno di un'ora da Londra. Maria e il figlio, riporta la BBC, sono stati trovati
morti martedì scorso nella loro abitazione di Cambridge Road, una villetta immersa nel verde. Dopo 48 ore di indagini, la polizia è arrivata a Ricotta e lo ha accusato di lesioni e duplice omicidio. Una vicina di casa ha raccontato che era una famiglia tranquilla, che non aveva molti rapporti con il quartiere e che allevavano galline e conigli, ma anche cani. La donna era partita anni fa per cercare un futuro migliore, così come il figlio, nato da una relazione precedente. Si erano uniti a quella generazione di immigrati che qui avevano trovato un certo benessere. Migliaia di persone che, malgrado ciò, però hanno mantenuto un grandissimo legame con la loro terra di origine e soprattutto hanno costruito dei legami forti tra di loro, al tempo stesso integrandosi in modo perfetto con la comunità locale. Nessun indizio ancora sul movente. Certamente non ci sono motivi economici, non lasciavano trasparire certamente situazioni di disagio. Ecco, questo è ancora di più il rammarico che viene fuori. Un uomo di 54 anni è stato arrestato a Siracusa dopo aver minacciato la moglie armato di una pistola. A chiamare gli agenti è stata la donna che i poliziotti intervenuti hanno trovato in strada, a Cassibile, in evidente stato di agitazione. Il marito è stato trovato dentro casa, dove gli agenti gli hanno anche sequestrato la pistola con 3 proiettili nel caricatore. A Palermo proseguono senza sosta le indagini degli investigatori sulla morte di Angelo Onorato, l'imprenditore trovato cadavere nella sua auto. Nuovi accertamenti saranno eseguiti in questi giorni, ma il mistero resta ancora irrisolto. Marco Gullà. Nuovi accertamenti, indagini e poi anche la convocazione della moglie. Sulla morte di Angelo Onorato si seguono 2 direzioni, si va avanti con le indagini per ricostruire il puzzle del mistero. Dal punto di vista tecnico-scientifico, la famiglia dell'imprenditore trovato morto dentro la sua auto è stata informata che in settimana saranno eseguiti ulteriori esami dopo che è stata effettuata l'autopsia e restituito il corpo. Accertamenti anche tossicologici su tessuti e campioni prelevati prima di consegnare la salma ai parenti e celebrare il funerale. I poliziotti della squadra mobile al contempo cercano risposte nella rete di relazioni, si analizzano cellulare, computer e GPS per tracciare contatti e spostamenti. Onorato negli ultimi tempi era preoccupato, ma stando alle tantissime persone finora sentite non avrebbe confidato i dettagli delle sue paure né alla famiglia né agli amici più cari. Tutto potrebbe ruotare attorno agli interessi dell'imprenditore su un terreno a Capaci, terreno su cui Onorato voleva costruire un residence. Relazioni, contatti e un mistero ancora da risolvere. Suicidio o omicidio? E se si trattasse di suicidio, pista privilegiata dagli inquirenti, perché Onorato si sarebbe tolto la vita? Atto intimidatorio nei confronti del vice sindaco di Pozzallo, Raffaele Monte. Un incendio di natura dolosa ha danneggiato gravemente l'agenzia marittima di cui è titolare. Lo rende noto, esprimendogli solidarietà, il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna. Rubava il telefono ai passanti vicino alla stazione di Catania, chiedendo poi dei soldi per restituirlo. All'ultimo malcapitato aveva chiesto 20 euro, ma l'uomo l'ha denunciato e così gli agenti della polizia ferroviaria si sono presentati all'appuntamento per lo scambio e hanno arrestato un bulgaro che da tempo preoccupava per le sue incursioni gli abitanti della zona. Crisi idrica non solo a Agrigento, ma anche la provincia è assetata. A Favara, grosso centro dell'Agrigentino, i cittadini sono in fermento per la mancanza d'acqua. I turni superano anche i 10 giorni e per sopperire all'emergenza potrebbe essere diminuita la portata d'acqua che va al carcere Pasquale Di Lorenzo in contrada Petrusa. Davide Sardo. La partecipata mobilitazione popolare ad Agrigento di sabato scorso a fronte della grave e perdurante crisi idrica che attanaglia la città ha sollevato dal tepore e dalla rassegnazione anche altre città. In altri comuni agrigentini si prospettano delle proteste in piazza tra rabbia e indignazione su quanto accade in riferimento soprattutto all'impreparazione all'emergenza che ha investito non solo la provincia agrigentina ma tutta la regione. La grave carenza idrica non risparmia nemmeno il grosso centro di Favara dove i turni di distribuzione
si sono allungati, come denuncia il sindaco Antonio Palumbo. Noi abbiamo turni di 8-10 giorni e a volte non riusciamo neanche a rispettarli e questo diventa gravissimo, soprattutto con i cittadini che in questo momento hanno i nervi a fior di pelle, li capisco, hanno pure ragione, ma devono capire bene che acqua non ce n'è e se non ce n'è non ne possiamo dare. Per affrontare l'emergenza idrica il Voltano garantirà la chiusura, tramite alcune saracinesche installate la scorsa settimana, della fornitura alle utenze della zona Asi e zona Petrusa, dove è ubicato il carcere Pasquale di Lorenzo, per recuperare acqua per Favara. Ancora incendi di rifiuti a Palermo, roghi nella notte tra Zen e i quartieri Bonagia e Oreto, raccolta che va a singhiozzo. Marco Cullà. Un'emergenza senza fine, quella dei rifiuti a Palermo. Una nuova notte di incendi di immondizia si è registrata nel capoluogo siciliano. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco impegnati a spegnere decine di incendi appiccati nei cassonetti dei rifiuti stracolmi. I roghi sono stati accesi in diverse strade del quartiere, alla periferia nord del capoluogo, da via Fausto Coppi a via Costante Girardengo allo Zen, e poi anche Bonagia e zona Oreto, come vediamo da queste immagini. La raccolta dei rifiuti prosegue a singhiozzo e i residenti danno fuoco per eliminare i cumuli di spazzatura che con il caldo provoca cattivo odore e la proliferazione di topi e scarafaggi. A complicare i piani di raccolta anche la festa del 2 giugno con molti dipendenti della RAP in ferie. Una storia che si ripete purtroppo, soprattutto in estate, con i rifiuti che stazionano giorni e giorni sotto il sole e con il cattivo odore che invade interi quartieri. Andiamo alle eolie, aumentano le emissioni di gas dal terreno e per una famiglia che vive a Vulcano, in una zona definita ad alto rischio, resta un miraggio il ritorno nella casa che avevano dovuto lasciare già anni fa per un'ordinanza del sindaco. Ancora elevata la concentrazione di anidride carbonica. Roberta Lunghi. Un'abitazione posta in zona a elevato rischio per l'emissione di gas dal suolo e dunque per la relativa alta concentrazione di anidride carbonica nell'isola di Vulcano è diventata negli anni un po' l'emblema di quella natura che impone le sue leggi a dispetto degli umani, che mettono casa e radici in luoghi che possono diventare impossibili da abitare. Casa Lombardo era stata soggetta a ordinanze sindacali per le quali si era resa necessaria l'evacuazione della famiglia con stop del vincolo il 1 giugno. Ma a fare da doccia fredda per la famiglia un nuovo monitoraggio ha bloccato il rientro in casa. Dall'INGV la comunicazione che a partire dal 10 maggio sono state rilevate variazioni significative dei parametri monitorati nel sistema vulcanico della Fossa, il luogo nel quale insiste la casa. Un aumento di nuovo delle concentrazioni di anidride carbonica e di anidride solforosa sia nell'area del cratere della Fossa ma anche nelle aree più periferiche, in quanto il vulcano è un vulcano appunto attivo che è in quiescenza dal 1890, ma il cui sistema di decassamento subisce nel corso del tempo delle variazioni. I segnali di normalizzazione c'erano tutti, tant'è che da rosso il pericolo è diventato giallo nell'isola, tranne che per questa casa edificata in un avvallamento. Con l'ennesima ordinanza il sindaco Gullo ha interdetto l'area fino al 31 dicembre. Alla famiglia verrà garantita la sistemazione abitativa a carico di risorse assegnate al comune di Lipari. Il miraggio di rientrare al momento slitta. Per loro sarà possibile entrare in casa solo nelle ore diurne per ritirare o riporre indumenti e cose. L'estate è alle porte e i siciliani si preparano ad andare in vacanza. Sentiamo le preferenze dei catanesi e le prime notizie dalle agenzie di viaggio. Eva Spampinato. Qua vedo granita, brioche, quindi già siete in mood vacanza? Direi di sì. C'è chi ha già attivato la modalità vacanza e si gode quanto di bello e di buono la città di Catania può offrire e chi sta pensando a prenotare il viaggio dell'estate. Penso di andare a Portocervo, sarebbe l'ideale. Però ancora non so, forse Zante. Quest'anno Catania. Vacanze in Sicilia? Assolutamente sì. Restare in Sicilia o volare all'estero? È la domanda che ricorre più spesso tra chi incrocia il calendario delle ferie con quello dei voli nazionali o internazionali, delle disponibilità in strutture alberghiere siciliane e soprattutto della disponibilità del portafogli. Qualche giorno fuori se riusciamo ad organizzare, sì. In Italia o all'estero? In Italia.
Spero in Sicilia perché noi abbiamo il mare più bello in Sicilia. I siciliani cosa faranno? Soprattutto le famiglie fanno anche delle vacanze mordi e fuggi per il weekend nelle strutture qui in Sicilia, ce ne sono tante. Il target di prezzo si è un po' aumentato perché come è aumentato tutto aumenta anche il costo della vacanza. E poi abbiamo qualche difficoltà con la Grecia perché sono stati cancellati tanti voli che c'erano l'anno scorso, tipo Mykonos, Santorini, non abbiamo più collegamenti, ma stiamo puntando anche su alcune destinazioni con dei tour che molti gradiscono tanto, come il Nord Europa, le crociere che vanno sempre molto bene, con una nave che è posizionata a Catania, navi che sono posizionate a Messina e Palermo. Mentre la Sicilia si conferma una delle mete italiane più ambite dal turismo di lusso. Soprattutto per il turismo di lusso, soprattutto anche per i matrimoni, e quindi tutti quelli che sono, tutta quella che è l'accoglienza e l'organizzazione degli ospiti del matrimonio viene anche gestita in termini di visite, di accoglienza alberghiera, di transfer da chi ce lo richiede. La Sicilia ha ancora il mare più economico d'Italia, anche se i prezzi salgono rispetto alla scorsa stagione. È partita ufficialmente la stagione balneare a Catania, preferite sempre di più le strutture pubbliche per non spendere negli stabilimenti. Promossa dai bagnanti, la spiaggia libera numero 3, Desiree Ferlito. Con l'apertura della stagione balneare si fanno i conti di quanto costerà alle famiglie e ai turisti il mare. Le spiagge siciliane si riconfermano ancora le più economiche d'Italia, ma allo stesso tempo tutti i servizi forniti dagli stabilimenti balneari di Catania, Palermo e Trapani sono più cari rispetto allo scorso anno. Noi stimiamo che l'aumento vada dal 5 al 7%, ma soprattutto se non sono stati fatti aumenti l'anno scorso, dove l'inflazione è stata ulteriore al 14%, più quell'inflazione che sta maturando quest'anno, credo che un aumento ci stia. Se contenuto entro il 10%, penso che sia anche fisiologico. Di contro i prezzi dei servizi nelle spiagge siciliane sono anche di molto inferiori alla media italiana, persino la metà in alcuni casi, come gli abbonamenti annuali negli stabilimenti balneari. A Catania la media di un abbonamento è 998 euro per tutta la stagione estiva, prezzo che arriva sino a 2100 euro nelle altre regioni. Potremmo stare chissà quanto a parlare dei servizi che si danno alla playa di Catania. Quando in un prezzo ci sono compresi tutti questi servizi, bisogna fare bene i conti, e lo dicono le recensioni sulle nostre strutture, che sono assolutamente altissime. Intanto è ufficialmente aperta la stagione balneare a Catania, già operativa la spiaggia libera numero 3, pronte entro la settimana anche la 1 e la 2. Dico che è abbastanza attrezzata, ben pulita, una bella cosa per Catania. Vi è piaciuta la spiaggia libera numero 3? Sì, molto bella, già attrezzata rispetto all'altra che ancora non è aperta. Non sembra nemmeno una spiaggia libera quasi. Apriranno anche entro il 10 giugno i solarium del lungomare Onnina in anticipo rispetto allo scorso anno. La Sicilia come sempre scala le classifiche tra le mete turistiche predilette, ma è anche vero che è abitata da 5 milioni di siciliani che scelgono sempre più le strutture pubbliche per andare al mare senza spendere un patrimonio. A Catania da stasera chiuse al transito entrambe le carreggiate della galleria di Viale Mediterraneo, collegamento tra via Vincenzo Giuffrida e il raccordo con la 18. Tutto questo fino a venerdì 7, perché saranno eseguiti dei lavori di manutenzione e messa in sicurezza. Negli stessi giorni, cioè fino al 7, saranno interdette al traffico anche la bretella di collegamento tra viale Marco Polo e via Vincenzo Giuffrida e lo svincolo tra il controviale sud di viale Odorico da Pordenone e viale Mediterraneo. Per accedere al raccordo autostradale, sempre fino a venerdì 7, tra le 22 e le 6 si potrà regolarmente utilizzare lo svincolo di via Colle del Pino, strada di prolungamento di via Nuova Lucello. Bene, adesso facciamo una breve pausa anche per riposarci, tra poco il calcio, ma anche il beach soccer con la vittoria catanese in Supercoppa.
Rieccoci insieme con il calcio, in settimana il primo atto ufficiale del Catania 24-25 con la conferenza stampa di Faggiano, già al lavoro da giorni per il nuovo tecnico con il quale valuterà la rosa a disposizione. Marco Carli. Inizio di giugno importante in casa Catania, prima la formalità burocratica con un importante lavoro di documentazione dell'iscrizione al prossimo campionato, poi le parole del direttore sportivo Faggiano che sarà presentato alla stampa e infine il tecnico con Toscano sempre in pole, ma anche in questo caso con alcune formalità burocratiche da portare avanti. Faggiano già lavora da giorni, si valutano anche i giocatori a disposizione, ben 28, non sarebbero in molti quelli certi della conferma, ma tanto dipenderà dal nuovo tecnico e insieme a lui che il DS modellerà la squadra come ovvio che sia. E allora si torna al punto di partenza. Toscano che incontrerà il Cesena per liberarsi dal contratto in essere per la prossima stagione e che interessa anche al Padova, ma i veneti potrebbero anche confermare Oddo visto che potrebbero agire in regime di spending review. Il Catania si muove per arrivare velocemente al punto e tiene per sicurezza aperte anche strade alternative con Toscano che resta comunque l'obiettivo numero 1, quello su cui si lavora per definire tutto. Considerazioni aperte in casa rossa-azzurra anche per quanto riguarda il ruolo di direttore generale. Il Catania nella prossima stagione intanto si troverà di nuovo Avellino e Benevento, entrambe eliminate dai playoff di Serie C. La finale per la promozione in B è Vicenza-Carrarese. Insomma, sarà come sempre un campionato di grande livello in cui il Catania vuole recitare da protagonista. Il lavoro per riuscire nell'intento è appena cominciato. Il Catania Beach Soccer vince la Supercoppa italiana, 5-2 il punteggio finale contro Viareggio, ottimo avvio di stagione per la squadra etnea. Marco Carli. Settima Supercoppa e 15° trofeo di una squadra che sta facendo la storia del beach italiano. Il Catania Beach Soccer mette in bacheca il primo titolo stagionale nell'augurio che sia di buon auspicio per il futuro, che vuol dire campionato, ma anche Euro Winners Cup. Con Viareggio, campione d'Italia, finisce 5-2 per i catanesi, tutta un'altra musica rispetto alla finale per il tricolore vinta dai toscani nello scorso mese di luglio. Primi 12 minuti di gioco equilibrati con le due squadre che ben si conoscono e che si rispettano. La sblocca Gabriele Gori per i padroni di casa al quarto minuto del secondo tempo, ma il Catania Beach Soccer pareggia con Josep e poi si affida alle grandi parate del suo portiere Raffaele Padiglia, decisivo in ben 3 occasioni. Il destino però è catanese, è rosso-azzurro, il piazzato di De Martins e il colpo di testa di Catarino valgono il doppio vantaggio. Il Viareggio non demorde, si rifà sotto, ma i catanesi restano padroni della partita. Josep ruba il tempo a Genovale all'interno dell'area di rigore e fulmina il portiere. Il 5-2 finale lo realizza Giordani, abile ad intervenire dopo una respinta corta. La stagione è appena cominciata con le prime gare vinte in campionato e i presupposti sono positivi, 2 vittorie su 2. Anche l'FC Catania, l'altra squadra etnea, è partita bene con 2 successi su 3. Dal prossimo fine settimana comincia in Portogallo l'Euro Winners Cup, ennesima avventura da vivere da protagonista per il Catania Beach Soccer. Ad Agrigento, senza acqua da un mese e mezzo, le cose, avete sentito, non migliorano. Anzi, le manifestazioni dei giorni scorsi non hanno avuto effetto. Sì, si parla di riattivare il vecchio dissalatore di Porto Empedocle, ma servono perizie, progetti, fondi che ancora non ci sono, opere da eseguire. Impossibile persino ipotizzare l'avvio della procedura. E allora? L'AICA, l'azienda idrica dell'Agrigentino, si limita a riparare qualche falla nelle tubature, dopo che si sono appena persi 44 milioni per il rifacimento totale della rete idrica, soldi non utilizzati, non spesi e andati in fumo, inadeguatezza completa, incredibile. Non resta a questo punto che il razionamento, nella speranza che finalmente la cabina di regia della Regione attui il piano di sfruttamento dei pozzi che già esistono ma non danno acqua e l'attivazione di nuove sorgenti, Campacavallo. E ciliegina sulla torta, dobbiamo pure sentire la beffa di Favara che abbiamo trasmesso poco fa. Fino a quando la pazienza degli agrigentini potrà durare? Si potrà andare avanti così ora che arriva l'estate con i turisti che affollano la città dei templi e i tanti agrigentini che vivono fuori di ritorno per le vacanze? Serviranno le nuove manifestazioni già preannunciate? Ci fermiamo qui, TG Sicilia torna alle 20, grazie e buon pomeriggio.